Il mio nome è Sergio Boldrin e sono circa 40 anni che faccio questo mestiere di mascheraio. La passione è nata nei figli anni 70, quando il carnevale è riesploso. È un'arte riscoperta da molti giovani di quell'epoca. Io ho iniziato nell'84 in questo laboratorio, in condivisione con mio fratello, mia figlia Margherita e mio nipote Davide. Il nostro lavoro è il lavoro classico, tradizionale della carta pesta, dalla progettazione alla decorazione. Ma il significato del carnevale è importantissimo, è basilare per la città, fa sì che l'inverno abbia, diciamo, un momento importante di turismo, di presenza, e che dia continuità alla città. È una speranza, cioè, da adesso dobbiamo ripartire con forza, con passione, come abbiamo sempre fatto, e abbiamo un'attesa che sia un carnevale migliore, più di qualità, e che si ritorni magari più al teatro, alle compagnie, alle performance nelle calli, nei campi, e chiaramente più coinvolgimento dei veneziani, sperando che comunque il carnevale riprenda a essere un momento fondamentale e di cultura e di qualità. Colgo l'occasione magari in questa maniera anche di augurare a tutti un augurio, un sorriso e una speranza per il futuro prossimo, sperando che ritorni a essere il carnevale che eravamo abituati negli anni '80.